Siamo sempre nei Colli Iberici, da Lonigo allarghiamo il nostro discorso verso quelle che sono le vie d'acqua, vie importantissime da cui sono arrivati i veneziani. Siamo sul Gua. Siamo sull'argine del fiume Gua, un fiume che è stato di fondamentale importanza per tutta la zona di Zimella. Primo all'epoca dei veneziani perché rappresentava una strada vera e propria da Venezia per arrivare fin qua. Infatti lungo questo corso d'acqua si trovano numerosi insediamenti, come questo che c'è alle mie spalle nel 1800, risale al 1800, è stata creata una segheria e un mulino appunto sull'argine del fiume perché per la produzione dell'energia elettrica. Veniva prodotta energia elettrica per il fabbisogno di questi due insediamenti, ma anche di insediamenti che c'erano più avanti. Poi nel tempo ovviamente non c'era più bisogno di energia elettrica, però il Gua risulta ancora oggi di fondamentale importanza perché irriga tutte le zone agricole da qui fino giù in fondo verso il Polesine. Un fiume essenziale perché mancando questo le coltivazioni andrebbero perdute. Il fiume Gua, oltre a questo determinante ruolo per la produzione agricola, vedrà affiancarsi anche un altro importante significato, che è quello del turismo. Infatti stiamo concludendo il progetto della costruzione di una pista ciclabile che sarà sull'argine e che collegherà il paese di Lonigo a quello di Cologna Veneta. Manca un ultimo tratto di 1000 metri più o meno, un'arteria che diventerà molto importante perché collegherà il Vicentino alla zona di Cologna Veneta che ha in costruzione un'altra importante arteria ciclabile che è l'Austiglia-Treviso, quindi anche per il turismo ciclabile su due ruote sarà determinante la costruzione di questa pista. Oltre a questo bellissimo scorcio sul Gua, questo comune ha altri piccoli gioielli che favoriscono un turismo che non è di massa, soprattutto che arriva dall'estero, perché l'estero apprezza i piccoli borghi dove ci sono da scoprire tante architetture inaspettate. La zona infatti in epoca veneziana è stata tra virgolette colonizzata da Venezia, dalla Repubblica Serenissima. La zona di Zimella era praticamente dorso duro, era una colonia vera e propria di Venezia e questo ci ha lasciato in eredità bellissimi scorci, delle ville non particolarmente fastose ma comunque di pregio che attualmente vengono visitate appunto dal turismo straniero. Vengono qui qualche giorno, si godono questi piccoli borghi dove possono riscoprire anche quella che era la cultura contadina, come veniva organizzato il lavoro. Questo progetto della pista ciclabile auspichiamo ci porti anche un turismo che comunque non sarà mai di massa e che quindi dà la possibilità anche di visitare serenamente, tranquillamente, senza troppa gente, troppe masse, luoghi che comunque hanno un fascino irresistibile del tempo.